Allora cari amici appassionati di enogastronomia, siamo ancora a Genova, ancora al ristorante Trattoria, Pizzeria Il Mulino di Genova Struppa con Federica, la titolare, che ci accompagna con questo menù. Questa è un po' la seconda tappa perché vi facciamo venire fame, abbiamo già assaggiato i ripieni di verdure e adesso come primo piatto un altro classico, no, della nostra gastronomia. Federica, hai pensato a un minestrone? Sì. Classico minestrone genovese con la pasta naturalmente dentro. C'è chi ci metteva sbagliati tipi di pasta, secondo me quella che meglio rappresenta la Liguria sono i bricchetti. I bricchetti? Che sono degli spaghettini rotti, si potrebbero definire piccoli bricchetti, perché in genovese il bricchetto è fiammifero, quindi sembra dei fiammiferi questa pasta un po' spessa. Sì. È un formato antico che ora anche alcune aziende hanno recuperato. Infatti questi sono dei bricchetti che fanno il vaporcino, che fa la pasta fresca. Sì, l'entroterra si difende con queste palestrine, valpolicella, fa due o tre cose. Certo. Anche i maccheroni del Natale. Tutte le cose tipiche. Minestrone che per me è a pezzi. Anche se una parte di verdure le passo, perché comunque per addensare un po', però una parte di verdure passata per addensare. Pesto, naturalmente un generoso cucchiaio di pesto. Consigliamo ai telespettatori sempre fuori cottura, perché il pesto non va mai cotto, è un delitto cuocere il pesto perché si scalda, vai a uccidere tutte le sue aromatiche. Le lasagne a forno penso siano comunque buone. Sì, buonissime, però facciamo questa eccezione delle lasagne che qui chiamiamo anche la portofino. Però sì. Pesto non cuocerlo. No, anzi, come regola quando si fa il pesto, il formaggio sempre in fondo, proprio perché non si deve scaldare, se no diventa scuro. C'è un bel pesto, un pesto chiaro, bello brillante. Il pesto, tra l'altro, ogni tanto intervengo, per il minestrone i genovesi un po' magari risparmiavano, era quello senza pinoli, ci facciamo un pesto senza pinoli, e buonissimo ugualmente, e si sposa bene, sì. E parlavi anche della pasta, no? Tra l'altro, i bricchetti sono perfetti, ma sono altri 2 o 3 formati che spesso ricordo. Uno interessante è il sucusu, che poi è questa gragnuola, no? Ci avevo pensato, quando c'è la pasta da fare perché la stessa azienda fanno 3-4 tipi. E tra l'altro non so quella più grande e quella più fine. Sì. E non so se ci hai mai fatto caso, ma poi la parola si lega a couscous, nel senso sì, in realtà sembra un couscous, quello fine è un couscous un po' più grosso, perché questa è l'immagine un po'. Questo è un tipo di pasta mediterranea poi soprattutto nel periodo natalizio i genovesi usavano anche quelli che chiamiamo o maccheroni o mustacciolli, no? Che qualche volta finivano anche un po' nel minestrone, e poi anche i taggen, cioè la pasta fredda, però devo dire che bricchetti e scucuzun sono. Sì, quando ero sulla scelta della pasta ero un po' indecisa. Quindi i tuoi segreti, Federica, del minestrone del Mulino? Minestrone, verdure miste, una parte passata, tutto il resto a pezzi. Metti le verdure a freddo, in acqua a freddo, e poi che vanno a cuocere, vanno a cuocere al momento, senza... va bene, niente soffritto, niente cose strane, per me olio, assolutamente olio. Io metto olio d'oliva per cuocere e l'extra a crudo quando poi lo servo, ma perché lo trovo più leggero l'olio d'oliva per la cottura, quella è una questione di gusto probabilmente, quindi sono abituata più a qualcosa di più leggero, non assolutamente niente soffritto, niente cose strane nel pesto. Questo è importante, perché i trattatisti, diciamo così, di fine 800 quasi tutti poi ricorrevano ai soffritti, ma lo diciamo agli spettatori, cioè il minestrone non ne ha bisogno, è anche molto più digeribile, più leggero, mantiene più la sua identità così di piatto di verdure. E per gusto personale a me piacciono anche 2 o 3 legumi dentro, che ci siano fagioli, cioè nel senso, però perché comunque quando cuoce restringe un po' da quel... un bel minestrone sono quelli che si piantano al cucchiaio, non troppo brodoso, un minestrone un pochino più Tanto ora, dopo averne tanto parlato, io penso che Romina ci porterà qualcosa. Grazie, così finalmente possiamo anche... Ecco, consigliamo agli spettatori come con le zuppe toscane o le zuppe del centro Italia, di ovunque un filo anche di extravergine crudo
può essere molto... Parmigiano a chi gradisce o meno. Parmigiano se si gradisce. E poi una cosa ancora interessante, cosa dici? Allora ti passo, tieni, e una cosa che volevo ancora raccontare molto particolare sul minestrone è che questo era uno dei piatti, non tanti lo sanno, dei cosiddetti cadrai. I cadrai erano delle chiatte che accoglievano in porto le navi che arrivavano con equipaggi esausti da lunghe navigazioni, dove ti puoi immaginare cosa avevano mangiato, ecco. E quindi avevano famelici di verdure fresche. E i cadrai erano detti anche spezzine, si chiamavano dria, ruscin. Pensa che nel 1911 si è fatto ancora un censimento, ce n'erano ancora 40. Erano proprio delle ditte, praticamente di catering quasi, che su queste chiatte, o erano dei grossi posizionavano dei pentoloni fumanti e andavano sotto alle navi e servivano o minestrone o stoccafisso, no? Era bellissimo perché dicevano prima è palanche, no? E poi issavano un minestrone. Ed è interessante, c'è un genovese, uno scrittore che negli anni 30 disponevano anche di vino navigato e battezzato, si esprime così. E quindi davano anche un po' di conforto con dei vini bianchi. Ti immagini questi equipaggi che avevano vissuto mesi di poi comunque la navigazione non è come adesso di sicuro. Poi c'è cibi secchi, gallette, quindi immaginarsi solo che sentire il profumo, no, del minestrone allora anch'io ti imito e metto un pochino di olio extravergine, vedete che comunque al di là di tutto l'importanza dell'olio extravergine, la cucina ligure è una cucina che poggia sull'olio extravergine. C'è un solo piatto praticamente tradizionale, che sono gli straccetti di vitella all'uccelletto e il famoso di burro, è l'unico. Tutta la ricettario ligure. Sì, è una cucina sicuramente molto mediterranea, molto salutare, rispetto a tante altre cucine altrettanto buone, ma magari molto più grasse. Sì. E adesso direi che quasi il cucchiaio fa quasi dritto così in verticale. Allora assaggiamo proprio un minestrone che vedete è bello sodo grazie alle verdure addensate, ai legumi. Ti promuovi? Sì, è molto buono perché c'è tanta ricchezza di sapori. Sì. Veramente molto buono. Sente questo retrogusto del pesto. Veramente sì. Questo si chiama a tutte le ore, magari a diverse temperature, a tutte le ore. Sì, il minestrone c'è chi lo mangia caldo, chi lo mangia freddo, è una cosa che non ha. Ora tante zuppe uno le lega proprio all'inverno. In realtà il minestrone è un po' 4 stagioni, del vigore vero, è un 4 stagioni. Sì, perché appena tiepido, freddo lo mangi anche veramente a tutte le ore, in tutte le occasioni. Brindiamo a questo bel minestrone di verdure della Trattoria Mulino. Io sono sempre il vostro amico Umberto Curti di Ligu Cibario. Stiamo facendo questo lavoro online proprio per tutelare e promuovere le grandi tradizioni della cucina ligure. Salute a tutti.